Pronto? Sì, sì. Amici di Televignole, siamo al telefono con Renato Veronesi, sindaco di Arco per Domandati, ex presidente dei circoli PD del Trentino, tanti altri incarichi. E adesso come va Renato? Come va da che punto di vista? Dal punto di vista politico, nel senso delle prospettive, insomma. Dal punto di vista politico la va come la va, per vedi catino. Abbastanza bene per certi aspetti, un po' in difficoltà per altri, però insomma dai, pensando che potesse diventare il peso, sarebbe. Ma te se ne via dai circoli per cosa? Non si è ben capita dai giornali. Ma lì mi aveva affidato la responsabilità dei circoli del PD. E solo che dopo le elezioni che sta ultimate, prima era finire come sempre, penso che non aveva mai candidato, ma ha fatto un altro. E allora che sta da parte del partito, ma non solamente dei circoli, un po' di tutti i criteri, come dire, tornare a ridiscutere tutta una serie di questioni, di fare approfondimenti, per riparare dei ruoli che i singoli, che le organizzazioni che aveva all'interno del partito, compresi i circoli. Allora io ho fatto una rapporto ero in fondo che per favorire questo discorso qui, per favorire insomma un po' del dibattito all'interno del partito, era secondo me più opportuno che non che fosse né impedimenti né ostacoli veramente libero. E allora ho ritenuto insomma di fare il passo indietro. Ascolta, non te candidi alle provinciali, ma alle comunali di questa primavera Arco? Anche le provinciali lo dico che penso, per cui non sarò candidato. Devo anche dire che non è il nuovo comune quel che dico adesso, però insomma, certo che qualche dum se anche un po' meravigliato e qualche dum me l'aveva anche domandato, però per tutta una serie di motivazioni io pensavo che fosse opportuno non essere. Per cui questa è come dire, la prima tappa. E vedere come che va a selezione chi, che dopo si parlerà anche dei comunali. Non so. Ma che in giro stanno ciacere, cioè disse il governo salta prima o poi e Renato che frega il posto ad ottobre. Chi è che l'ha inventato? No, la gira. Mi sono convinto che il governo qualche mese dura. Ah, qualche mese? Penso. Secondo me sì, perché abbiamo anche la presidenza dopo a livello europeo, per cui... Quindi immagina Panettone... Che se va avanti, se non hai grandi questioni come quella di Baggio e Berlusconi, penso che può arrivare a listare anche lei, a me la faccio ancora. Ma ascolta, ti da Zolimu però pare che vaga sull'IVA e fa service tax, cioè cosa pensi di questo dame la tomera? Per quasi una partita del giro. Ma mi penso che questione dell'IMU sì, certamente è una bella roba, insomma, non fa pagare, sempre stata considerata una tassa iniqua, ingiusta. Però è anche vera che dal punto di vista politico non si può noi come PD andare in giro a dire che la tassa non si può tirare giù perché manca i soldi, dopo scoprire che invece per cominciare a dire che le rate non se le paga più, per cui non è che sente una bella figura, no? Politicamente. Dopodiché mi penso che il problema sia un altro, anche il problema non è poi uno, le ridurre quel che è il costo del lavoro. Questo è il vero problema in Italia, perché finché il costo del lavoro è così come è adesso, difficile pensare che questa crisi, che comunque adesso può dare anche a come dire, a nuove soluzioni e quant'altro. E dall'altra bisogna cercare di avere di maggiore equità. Cercare un po' la ricchezza che è, quella poca che è, cercare di diffonderla, di dividerla, ma essere un po' più equa. Ho capito. Che tanta gente che ne è molta di più che non ha niente, bisogna trovare insomma una forma per cercare di essere più equi nella distribuzione della ricchezza. Ma ascolta, tutti sti casini nel PD che può portare anche a perdere le primarie, perché insomma Lugo Rossi non è di estrazione certo non di gente sinistra, ma neanche sì, centro-sinistra, ma di gente... Ma come mai? Non so, mia bacchetta magica non è che abbia ricette particolari.
dico solo che qui bisognerebbe che il partito prima a livello nazionale, dopo anche a livello locale, insomma, fare una seria riflessione, perché che proprio i protagonismi del Partito Democratico è troppa gente che pensa a se stessa, che non pensa invece al bene comune, che non pensa invece a un partito, chi perché tanti si alza la mattina e dice quel che vuole, e dopo alla fine però sia sempre più difficile ricondurre a una delle questioni. E dopo che era una situazione complessiva di difficoltà, insomma, non so, il panorama politico a livello nazionale quanto può andare avanti, che ha bisogno della riforma della legge elettorale, che ha bisogno del sacco di robe, insomma, no? In Italia, perché sei anche ridicolo andare a elezione con la stessa legge, cioè di tutti quanti vuol cambiare, ma mi pare che insomma alla fine sia veramente pochi qui che vuol farlo. È tutto il sistema secondo me che dovrebbe essere rivisto. Mi immagino che in prospettiva può da nascere a livello nazionale 4 blocchi, la sinistra, il centro-sinistra, il centro-destra e la destra, per 100.000 partiti, che l'azienda può tranquillamente scegliere, che vengono presentate delle persone presentabili, alle quali l'azienda può dare fiducia, ed è tutto un scenario nuovo che mi avrebbe piacere insomma che si costruisce a livello nazionale e via via dopo il venisse riproposto a livello locale nelle varie regioni, nelle varie province, insomma. Ascolta, anche per dare un minimo di certezza, Cornelio, perché sennò alla fine fuori rischia che votare uno o votare l'altro non cambia niente, quando in realtà invece le differenze le che. Ma ascolta invece Renato, sta storia del Mattei che va a lasciare nelle strazze. Sì. Cosa pensi te? Ma guarda, mi favo prima dirti che l'era tutto già calcolato, già concordato, perché se che dico, tu di che mi domanda che non sapevano il bottone e non mettete nessuno. Allora è meglio contare una balla e così mettere tutti. In realtà lei che nessuno sapeva niente. Fino a quel pomeriggio lì, praticamente. Fino a quel pomeriggio lì, dopo che ne sta parlando a margine della giunta, dopo nella riunione di maggioranza e la sera al Consiglio Comunale. Ma secondo te lei perché non si trovava bene o perché invece che piace più fare il suo mistero, insomma? Forse entrambe le cose, perché mi capisco bene, cioè uno che è abituato nel mondo dell'imprenditoria, quando si trova a avere a che fare con la politica, certamente l'entrando in campo per è completamente diverso da quel che l'aveva seguito fino a poco tempo prima, perché certamente che è anche a questo aspetto qui. Ma lo sai anche prima, no? Sì, però un conto è dirlo, un conto è parlarci, cercare, un conto è essere dentro, no? Sì. Dentro per capire insomma che le robe le diverse, per cui credo che sia su questo, come credo che dopo ci sia stata magari anche qualche offerta e che lui l'ha accettato, però capisco anche che uno insomma che fa l'imprenditore provarsi a fare politica la sia un po' complessa. E anche da dire però che la situazione complessiva in cui è il comune di Arco, era il comune di Arco insomma fino a qualche mese fa con Mattei, lei complessivamente è buona, perché anche in Consiglio Comunale l'atteggiamento che ha la minoranza nei confronti della maggioranza e viceversa è buono, cioè su tempi molto più difficili, più complessi, qua le cose le leva anche via con una certa tranquillità, al di là di alcune cose che era sotto gli occhi dell'opinione pubblica sulle quali che sta manifestazione, insomma, di contrarietà eccetera, però il tutto in un clima dal punto di vista politico che era, come dire, buono, ecco. Mi credo che se Mattei l'avessi vissuto parte del periodo che ho vissuto sarei stati 5 minuti. Ascolta, te provieni dalla DC, no? Dopo che sta il passaggio a Margherita, parte civica, insomma, se stava meglio quando si stava peso? È difficile anche fare paragoni, perché in conto era 20 anni fa, in conto le adesso, la realtà è che chi le cose le gambe con una rapidità incredibile. Di esempio che era robe diverse. Una volta la politica te la vivevi diversamente e i partiti indubbiamente erano anche diversi rispetto a quelli che è adesso.
che era più disciplina del partito, quando le robe te le decidevi, alla fine anche le contrarietà insomma le veniva riassorbite più delle volte, per cui avevi una linea del partito, se eri democristiano, se eri comunista, se eri comunista, se eri socialista, se eri socialista. Dico questi come partiti insomma più conosciuti, più importanti. Oggi ti dico, è molto più difficile, cioè riuscire a fare un ragionamento che insomma tenga in considerazione il pensiero di tutti e che dopo riconduca ad una le posizioni diverse, diventa molto più complesso, ma è anche più complesso la società e è anche più complesso il modo di vivere, le robe difficili, diventa difficili insomma da paragonare. Chi ha fatto esperienza nel passato, è chiaro che forse è legato a un sistema che deva più certezze, ancora di certezze ne è veramente poche. Ho capito. Ascolta, mi sono Zanono, oltre che essere in pensione, ma... Sono in pensione. Esatto, ma cosa quindi un nipote che ha 10 anni, insomma, vuoi che l'oppio busa la veda il fiore me ne ho? Io penso che alcuni degli anni da cui se ne parla, no? Sarà 20 anni? Minimo. Ne manca sui 30. Non so, per la verità in galleria indirizzati sulla buona strada, cioè mi pare di capire che stavolta dovrebbe forse essere buona, è anche vera che nel passato abbiamo avuto altri momenti nei quali diceva che la volta era la volta buona. Per cui mi credo che insomma alla fine qualcosa venirà fatto. È anche vera dall'altra che i soldi è sempre da meno, per cui bisognerà che la provincia, ma mi pare che abbia fatto delle scelte, la fatta delle scelte sono molto chiare su sto collegamento, è una roba che indubbiamente manca. Dopodiché bisogna che anche stare attenti, perché a forza di perdere treni, e con il rischio di perdere il treno locomotiva e tutto deve restare a te, per cui non so neanche più insomma se chi passa anni su anni, probabilmente il progetto che realmente realizzato forse diventa anche un progetto superato. Ho capito, ma i dici di solito che è meglio niente che piuttosto. Mi sono del parere che qui se qualcosa non va fatto, pure il rischio che alla fine resta una situazione per la quale ti devi fare qualche retta un po' e magari alla fine si presenta quell'ipotesi lì. Tra l'altro bisogna anche forse se passa gli anni bisogna però fare anche secondo me un ragionamento su cosa voler fare, perché dopo è anche vera che allora una strada scorrevole da che si vuole per fuori istruzione, però è anche vera che dopo non è che se metti questa strada qui che arriva dopo la macchina arriva dopo, però è anche vera che adesso una piana non è da sopportarla pure tanti numeri, per cui ho capito. Forse potrei cominciare a ragionare anche su qualche forma diversa, qualche forma alternativa da aggiungere magari all'ipotesi del collegamento con la zona vallagarina, però ti ripeto, mi pare che stavolta che dovrei essere indirizzati sulla strada buona. Ho capito. Sì, basta non aspettarmi a 70, perché se a 70 i progetti superati dai fatti. Esatto, più che altro come ti dicevi magari i soldi, sei tutti d'accordo, però Nisba perché le casse le vogliono. Sì, ma mi pare che sta succedendo qui l'ipotesi di finanziamento a livello provinciale è definita, perché non realizzare. Ho capito. Ascolta, la Repubblica di Vignola ti ringrazia perché ho visto che ieri ne porta su l'erba che è usata per il stadio, per il Bayern, no? Sì, la Repubblica di Vignola dovrei soprattutto ringraziare perché non si è fatto, parlando di collegamento con Roveredo, non si è attuato. Esatto. Ma perché non l'avevo letta noi di Arco, l'ipotesi che era quella del cosiddetto tornondino con la memoria negli anni, l'ipotesi del detto tunnel corto, perché se avessi fatto quell'ipotesi lì, sulla quale noi si dice no, assolutamente no, a Vignola che l'avesse avuto,
un bel casino. Esatto. Comunque tornando all'erba del Bayern, che la seguirà i Putelotti adesso, e potrò dire, sta in erba dove sta su Robben, i campioni del Bayern, no? Ma sto Bayern non è che costa de più di quel che ne lascia? No, mi credo che, senza enfatizzare, senza voler dar meriti che non è, eccetera, ma insomma mi penso che l'idea del Bayern e dei ritiri del Bayern sia importante, perché è un ottimo veicolo promozionale. Tra l'altro è una delle poche società a livello mondiale partecipata dai tifosi, non è la squadra di cui è padrone Tizio Caio, ma è una sorta di azionariato popolare, per cui dal punto di vista della capacità di ricordare l'immagine dell'Altogarda di Arco Deriva, insomma del Garda Trentino, credo che il Bayern sia un ottimo veicolo per la pubblicità e per il turismo a livello locale. Io citarlo evidentemente che ha dei costi, e da quei costi lì si identifica con tutto l'indotto che il Bayern porta a dire. Dopodiché, che fa il ragionamento, bisogna che la Repubblica dei Vignole, che sempre pagato, è un metro quadrato, visto che l'avevo portata su. Comunque guarda che il mio parlare ieri sera proprio fa il Consiglio dei Ministri con Livo Bertamini, presidente, e per quella storia si diceva di affidarti il dipartimento turistico non hai problemi. Guarda, mi basta molto volentieri. Ecco, vedi. Cioè, l'importante è che anche te basti che arco non te ne faghi dispetti, robe, cioè tipo quelle passerelle che zo su Sciarca che insomma proprio sul caffè. Noi che fai il Consiglio dei Ministri, noi fai giunta che fate delle iniziative, che tutta la città, non sempre, ma che ricaduta nella Repubblica di Vignole, questo tratto di strada, che se fai sto po' di scuola, se fai questa palestra, eccetera. E se per caso la ricaduta negativa sulla Repubblica, per noi non le fai quelle robe lì. Difatti. Buoni rapporti con i nostri vicini. Esatto. Difatti vi ringraziamo anche per la caserma dei pompieri, che ne servirà anche per scopi sociali, chiaramente, no? Sì, quella ve l'abbiamo incomodato gratuito. Perfetto. Non domande niente per quella. Ecco, l'unica roba. Costava poco e niente. No, ma difatti l'unica roba, magari quella rotatoria lì in Viale Stazione, che ha il progetto, che ha i soldi, ma pare che la provincia non la lascia fare perché la dice che è il tunnel, no? Sì. Ma se aspettiamo il tunnel, di l'altro lì che già sta morti, insomma, no? Cioè, infatti in una delle ultime giunte dove va a fare la questione si manca di che bisogna mettere in campo un'azione che con il testimone della provincia. Allora prima o poi arriverà due righe firmate dal nostro vice sindaco reggente, in cui domandare un incontro per cercare di mettere insieme un'azione forte, vigorosa. Benissimo, perché noi Monte Arco e la Repubblica del Vignole. Benissimo, no, perché sennò noi abbiamo l'intenzione di rivolgerne a Bruxelles, ne spedivo subito, nel senso proprio. No, vabbè, è questione di sicurezza e incentivo anche all'edilizia. Quindi, ma fa così, quando rivolgiamo alla provincia insieme, se la provincia non risponde, in tutti e due. Esatto. Renato, ti ringrazio e ti aspetto allora per quel posto, essendo Ciacere, ne mettendo d'accordo. Ok, ciao Cornelio. Ciao. Ciao.